Punto zero, oggi parliamo prima di Radio Chef diretti d'impresa nell'ambito appunto di quello che è il Pino Bianco nel Colio. La rete d'impresa è un'associazione, come sapete, che riunite 7 settori storici, grandi protagonisti del vino friulano, che sono il Castello di Spessa, Livon, Pascolo, Russit Superiore, lo Schiopetto, Toros, Venizia e Venica, e l'Unione ovviamente fa la forza per queste 7 cantine che hanno deciso di impegnarsi mettendo assieme competenze ed esperienze nella valorizzazione e nella promozione dell'elegante vino bianco internazionale in terra friulana. Il Pinot Bianco è un vino da condivisione, un vino intimo che unisce le persone e crea legami. Sentiamo quindi come è nato questo progetto, lo sentiamo direttamente dai protagonisti che sono stati ospiti ai nostri microfoni dopo la presentazione ufficiale, quindi sentiremo Marco Felluga di Russitz Superiore, Matteo Livon, Franco Toros e Alessandro Pascolo. Siamo da Pascolo e questo è un momento storico perché per la prima volta 7 cantine si uniscono per promuovere il Pino Bianco. Da dove è nato tutto questo? Allora, un giorno l'enotecnico, dove è andato? È laggiù, che abbiamo in laboratorio, mi chiama ad assaggiare un vino. E dopo la tragedia del Tokai, che io ero molto affezionato, sono rimasto di stucco, meravigliato di una bontà che non le dico. E dico, questo è Pino Bianco Orpo, dico, che bello. Dobbiamo fare qualcosa per farlo conoscere. Allora mi è venuta l'idea di andare subito da Franco Toros, un amico. E lei dice, subito ci sto anch'io. E lì è nata la cosa, dopo sono venuti vicino al Castello di Spessa, quelli che conosce qua, Livon, Pascolo, Schiopetto, Venica, sono venuti tutti. E Russit Superiore. E Russit Superiore, d'accordo. Ma che cosa rappresenta il Pino Bianco? Perché il Pino Bianco? Perché il Pino Bianco, vede, non era tanto conosciuto, e devo dire veramente che è un vino meraviglioso, di sapori, della pienezza, è poi persistente in bocca, bravissimo, bellissimo. E forse anche quello meno conosciuto e anche meno prodotto. Sì, qua si conosceva il Pinot Grigio, no? E invece chi merita veramente l'elogio di tutti noi, perché siamo fortunati, in un angolo del paradiso siamo qua. E il Pino Bianco rappresenta perfettamente questo territorio, vero? Ma mi creda che noi siamo fortunati. Avere queste terre qua, queste colline, è una grazia di Dio, dati bianchi che lei conoscerà, che sono buonissimi. Ecco, per quello siamo tanto, e dobbiamo essere riconoscenti e non sfruttare in altre cose il nostro marchio. Dobbiamo tenercelo stretto, perché il Colio per noi è tutto, è diventato il nostro marchio, capisci? Ma diciamo che il progetto è una bella cosa. Io l'ho sentita come prima persona del signor Marco Felluga, che è venuto a casa mia, mi ha detto facciamo qualcosa per Pino Bianco, gli ho detto subito di sì, perché noi ci teniamo molto a questo vitigno che è il portabandiera della nostra azienda e penso anche del Colio. Un grande vino, un grande bianco, forse uno dei più grandi bianchi che sono il Colio, per cui non bisogna perdere tempo per fare una cosa, diciamo, dargli più valore di quello che è, insomma. Ecco, questo qua, questo è tutto, insomma. La rete del Pino Bianco nasce appunto dalla volontà di 7 aziende, 7 famiglie del vino di valorizzare la varietà del Pino Bianco,
che purtroppo negli anni è sempre stata meno valorizzata un po' sia dalla richiesta appunto del consumatore finale, che è un po' abbandonata anche da noi coltivatori stessi. Quindi oggi appunto presentiamo la nostra rete d'impresa cercando di valorizzare quelle che sono le caratteristiche del Pino Bianco, che nasce appunto su queste colline. Oggi ci troviamo nella DOC Coglio, che è una delle zone del Friuli Venezia Giulia più vocate per la viticoltura a bacca bianca, e quindi oggi raccontiamo un po' le nostre storie singolarmente, ma anche il lavoro di gruppo che c'è stato, insomma, che è stato fatto nell'ultimo periodo di collaborazione. Rete Pino Bianco in Collio, 7 aziende per un vino da valorizzare, che esprime al meglio la qualità, l'eleganza e il terroir del Collio. Sicuramente un prodotto a cui noi tutti teniamo molto e che vogliamo portare alla più alta ribalta di qualità. Oggi ci ritroviamo per il primo evento di presentazione ufficiale della rete, quindi assaggeremo per la prima volta i 7 Pino Bianchi delle aziende nel contesto della nostra cantina, all'aperto, in giardino, osservando i vigneti, quindi sicuramente sarà una bellissima esperienza.